Eccoci nuovamente, primo giorno d'inverno, sulla carta naturalmente, sul calendario, 21 dicembre, ci avviciniamo a Natale, ci avviciniamo naturalmente parlando di sport, venetoglobe.com, la nostra web tv, ci trovate su www.venetoglobe.com per l'appunto, in modalità on demand, potrete scaricare e vedere, trovare tutti i nostri servizi, i nostri reportage, le nostre inchieste. Per quanto riguarda invece il canale 95 per la regione Friuli Venezia Giulia e naturalmente il Veneto, ci trovate qui su Caffè TV 24, l'emittente televisiva che copre tutto il nord Italia. Quindi andiamo subito a parlare di sport e andiamoci con la Serie A come di consuetudine, con il mercato che si allunga fino al 31 gennaio, così anche l'Italia va allineandosi alle grandi leghe europee. La polemica c'è subito aperta per i possibili aiuti si dice a chi lotta per la coda, quindi per la retrocessione, e per chi come il Milan avrà più tempo per rinforzarsi. Intanto, a proposito del Milan, Scaroni avverte Gattuso e dice attenzione tecnico perché ai rossoneri serve la Champions, serve assolutamente il quarto posto. Nel weekend intanto parliamo di calcio giocato, spicca Juventus-Roma, poi ci sarà Lazio-Cagliari e Udinese-Frosinone, queste tutte da giocare nella giornata di domani. Passiamo alla Serie B dove c'è l'anticipo tra Ascoli-Brescia, mentre domani troviamo Livorno-Verona, domenica Cittadella-Perugia, Lecce-Padova e poi Venezia-Cosenza, sempre per quanto riguarda le Venete. Andiamo in Serie C dove nel girone B c'è attesa soprattutto per la capolista Pordenone che deve confermare la sua leadership, ha preso 5 punti di vantaggio sulla seconda, affronterà in trasferta il Giana per cercare un'altra vittoria. Albino Leffe Virtus Verona è un'altra gara per le Venete e le Friulani, Teramo Triestina e poi Fano Lanerossi Vicenza. La Serie D, girone C, scusatemi, 17ª giornata con il Montebelluna in casa contro il Delta Porto Tolle, partita piuttosto impegnativa per l'11 di Checco Feltrin che è corso ai ripari per quanto riguarda lo sfoltire la rosa, se n'è andato Fornasier al Prodeco Montello a rinforzare appunto una formazione di promozione. Il Montebelluna ha fatto il suo colpo di mercato tenendo Mortaro, il suo bomber, che non ha voluto addirittura andare all'Adriese, sarebbe dovuto andare all'Adriese, la formazione che è in testa al campionato di questa Serie D. Ha rifiutato perché ha detto al Montebelluna si sta benissimo. In eccellenza, girone B, 16ª giornata, Calvinoale Vittorio, Eclisse Careni Pievigina Liventina che le nostre telecamere riprenderanno, Giorgione Mestre, Lia Piave San Giorgio Sedico, Nervesa Luparense si riaffrontano dopo che il Nervesa ha eliminato dalla Coppa il Luparense, Porto Mansuet Treviso, situazione più che mai un caos totale a Treviso, 2 presidenti addirittura, Nicola Dall'Armellina sarà il presidente operativo, Andrea Marani il legale rappresentante. Se n'è andato sbattendo i pugni Realini, finalmente dico io, perché forse è stato un pochino sfruttato oppure insomma vorremmo anche saperne qualcosa di più, ma pare che esistano solo parti di stampa, mentre le altre realtà che hanno sempre seguito le realtà del Treviso non sono state proprio per niente badate, per niente contattate. Real Martellago Istrana, Tombolo, Union Pro riposerà il QDP. In promozione, girone D, 16ª giornata con il Prodeco che va a Caorle, il Conegliano in casa contro il Villorba, Cornuda Crocetta Lovis Spresiano, Fontanelle 90, Giulia Sagittaria Vedelago, Opitergina Favaro con nuovi arrivi dagli acquisti, Vazzola Fossalta e ZTLL Sinistra Piave Portogruaro, con Portogruaro sempre squadra da battere in testa alla classifica. Dal calcio, il quadro completo quasi per quanto riguarda le nostre categorie che da vicino seguiamo, alla basket e la TVB Basket Treviso, dopo aver consegnato i doni all'ospedale Cafoncello ai bambini della pediatria, dopo aver fatto festa con la sua curva, i Fioide a Sud, allora andiamo ancora a sentire, noi c'eravamo, abbiamo registrato i nostri siparietti simpaticissimi con Sotto la curva con la nostra Valentina Dalmas. Oggi è il turno di Matteo Chillo e il tifoso abbinato.
Nome. Matteo. Nicolò. Soprannome. Teo, Matte. Pagu. Età. 25. 29. Ruolo. Alla grande centro. Meglio un pacco oggi o un regalo domani? Pacco oggi. Palla verde o palla d'ozza? Palla verde. Chi vincerà il campionato? Non si dice, dai. Scaramanzia, non si dice. Ok, grazie. Quello è tuo. Finito? Ok. Sei tu l'appassionato di Amazon, no? Quindi. Perché mi arrivano sempre i pacchi, Ecco perché è simpatico questo siparietto, perché chi lo non aveva poi capito del perché del pacco, e allora Valentina ha spiegato, insomma lui è un fautore degli acquisti online, penso, quindi con Amazon, tanto per non fare pubblicità, e quindi arrivano pacchi sempre a chillo. Complimenti a lui e buon Natale. Per parlare di basket giocato invece la TVB può centrare domani sera al Palaverde contro Ravenna la qualificazione matematica alla Final 8 di Coppa Italia e può centrare anche l'8ª vittoria consecutiva. Le altre squadre che seguiamo da vicino, come il Ponzano Basket di Serie A2 femminile, ultimo impegno del 2018 a Castelnuovo Scrivia in trasferta, ultimo impegno del 2018, attenzione, con la Ruker Sanve che cercherà la vittoria nella prossima gara in trasferta ad Esio. In Serie B femminile NPT Treviso a Montecchio che ha perso per 61-53 e adesso cercherà di ritornare alla vittoria in questo prossimo weekend che avvicina al Natale. Limoco, siamo al volley femminile. Limoco ha perso malamente in Germania contro Schwerin per 3-0 e ieri sera, dopo la vittoria di Scandicci per 3-0 contro il Lotz, il Scandicci si è portata in testa al girone ed ora la formazione del Limoco dovrà fare particolare attenzione alle prossime partite, visto che a passare di sicuro sarà la prima del girone, quindi bisognerà non perdere più. Si avvicina il Natale comunque, quindi lasciamo un po' scemare tutto ciò, anche se non sarà d'accordo con me Daniele Santarelli, chiaramente il tecnico dell'Imoco, ma si avvicina il Natale e anche in casa Imoco si è pensato a fare gli auguri ai tifosi, alle tifose e a fare un classico ormai immancabile video. Vediamo le ragazze dell'Imoco. Auguri di buon Natale. Feliz Navidad. Wesołych świąt Bożego Narodzenia. Feliz Navidad. Prospero. Sretan Božić svakome. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Tanti auguri a tutti di uno splendido Natale. Tanti auguri di buon Natale. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry. Joyeux Noël à tous. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Frohe Weihnachten in allen. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry. Auguri di buon Natale a tutti. I wanna wish you a Merry Christmas from the Auguri di buon Natale. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Fijne kerst. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom
E questi gli auguri delle campionesse d'Italia, non potevano mancare, hanno fatto questo video e quindi una Feliz Navidad e un Merry Christmas a tutti voi naturalmente all'ascolto, oltre che sul venetoglobe.com, anche naturalmente su Caffè TV 24. Da una campionessa o dalle campionesse d'Italia al Benetton che ha perso la testa della classifica del proprio girone in Challenge Cup e dovrà concentrarsi nelle prossime gare per non perdere la possibilità di qualificazione ai quarti di finale. Intanto ritorna importante il Pro 14 e ritorna con un derby che si giocherà domenica alle 15 a Parma contro le Zebre, il ritorno a Treviso al Monigo il 29, quindi quasi in scadere di annata. E allora andiamo a sentire Alessandro Zanni, scusatemi, che parla sia della sconfitta che della partita che andiamo a scoprire e andiamo a fare in quel di Parma. Sì, il punteggio ovviamente ci penalizza perché 20-9 non è un risultato sicuramente positivo, però diciamo che per gran tratti della partita ci siamo sentiti comunque confidenti, purtroppo abbiamo commesso degli errori, abbiamo subito due mete della quale una sicuramente evitabile e abbiamo gestito male alcune palle, alcune situazioni dentro i 22 avversari. Però la prestazione e la voglia di giocare c'è stata, adesso ripartiamo da quella, era una partita importante, abbiamo avuto alcune risposte, altre meno, ma credo che comunque la squadra ha fatto un passo in avanti. Può aver influito il clima oppure no? Ma diciamo che il clima era particolarmente pessimo perché comunque pioveva, la palla era scivolosa, anche se il campo ha tenuto abbastanza bene per gli 80 minuti, comunque ha rallentato un po' il gioco e magari non ha creato molto spettacolo, però questi sono alibi, insomma, noi ripartiamo da quanto fatto, abbiamo visto dove abbiamo sbagliato, dove abbiamo commesso degli errori, dove abbiamo perso la partita e cerchiamo di fare meglio già da oggi per preparare la prossima sfida. Si ritorna alla Pro 14 e si ritorna tra l'altro con delle partite e degli avversari che conosci particolarmente bene, ritornano le Zebre. Sì, sai, il derby è sempre un po' una partita sentita, un po' una partita speciale, tutte e due le squadre vogliono dimostrare di essere superiore l'una all'altra, ovviamente per avere questa, diciamo, supremazia a livello italiano. Poi ci sono tanti comunque giocatori che si conoscono bene perché chi con la nazionale o chi in club in passato hanno giocato assieme, quindi è una partita un po' particolare. Normalmente non sono mai delle partite spettacolari e il punteggio è abbastanza chiuso perché comunque sono partite tese, dobbiamo prepararla bene perché sappiamo che andiamo ad affrontare una squadra che fa del gioco, del possesso, della velocità le sue armi migliori, sono una squadra a cui piace giocare, ama attaccare, ha dei giocatori in grado di farlo, molto forti, e quest'anno stanno facendo sicuramente un grande campionato e li andiamo a affrontare con la massima preparazione possibile. Questo per quanto riguarda le Zebre e per quanto riguarda il Benetton, che affronteranno appunto le Zebre in duplice veste, andata e ritorno, diciamo così. Abbiamo concluso anche per oggi questo nostro appuntamento del primo giorno di Natale, 21 dicembre. Noi adesso ci lasciamo per il weekend, dove vi riporteremo e seguiremo per voi le massime iniziative che ci saranno nel territorio e poi ci risentiremo e ci rivedremo proprio la vigilia di Natale. A tutti voi, buone feste comunque.